Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con il sindaco Francesco Siviero e vogliamo parlare della situazione Covid nel suo comune. Sappiamo che c'è qualche criticità nelle scuole, quindi se ci vuole magari spiegare il sindaco com'è la situazione ad oggi. Ciao Leandro, un saluto anche a chi ci segue. Allora, come abbiamo potuto vedere in questi giorni, da quando è scattato l'obbligo del Green Pass obbligatorio per accedere a tanti servizi e tante attività, ovviamente sono aumentati anche il numero di tamponi che vengono eseguiti magari anche dalle persone che non hanno potuto ricevere il vaccino oppure non hanno voluto, insomma, per una serie di ragioni che ben conosciamo. Da quando è iniziato l'obbligo del Green Pass e quindi con l'aumento abbastanza esponenziale del numero di tamponi che vengono effettuati, abbiamo notato anche nella nostra comunità un aumento significativo dei casi di Covid, tant'è che adesso abbiamo 40 persone che risultano positive al virus, di cui due hanno dovuto ricorrere anche alle strutture ospedaliere. Dopo qua non vuol dire che magari siano casi gravi di Covid, può essere anche una persona che magari era andata in ospedale, che so, per un'appendicite, per dire una patologia qualsiasi, e durante il tampone per l'ingresso hanno trovato positivo, insomma, ecco, quindi non c'è da allarmarsi magari per i dati così puri che vengono dati. Ci dicevano però che ci sono due classi nel plesso scolastico di Taglio di Po che sono chiuse, i ragazzi sono a casa. Sì, ovviamente con questo aumento significativo dei casi e con l'apertura delle scuole è comportato anche come l'anno scorso problemi legati al nostro istituto comprensivo. Abbiamo due classi attualmente, una secondaria e una primaria, quindi una delle scuole medie e una delle scuole elementari, che sono in sorveglianza, quindi sono a casa in attesa dell'esito dei tamponi. Diciamo che il protocollo, tra le mie difficoltà, è scattato anche stavolta e sta funzionando. Adesso aspetteremo in questi giorni o in queste ore gli esiti dei tamponi per capire se potranno riprendere la normale attività scolastica, insomma. Novax, c'è un movimento Novax a Taglio di Po, visto che qualcuno dice che i movimenti Novax, perlomeno in Veneto, tra i più agguerriti sono quelli della provincia di Rovigo. Il comune di Taglio di Po era un po' indietro sul dato delle vaccinazioni rispetto alla media degli altri comuni della provincia di Rovigo, però quello può derivare da svariati fattori, quindi però parliamo di un 1-2%, quindi non dati così significativi da incidere in maniera preponderante. Sicuramente il movimento, chiamiamolo Novax, che anche se magari non è corretto definirlo in questa maniera, visto che comunque riassume una serie di motivazioni al suo Vari interno, punti di vista. vari punti di vista. E è ovvio che esiste, non so se sia coordinato a livello di Taglio di Po, nel senso posso vedere quello che vedo su Facebook o sui giornali, però non ho una coscienza diretta, quindi non ho mai potuto interloquire direttamente con una persona. Ho interloquito con tante persone che non vogliono vaccinarsi per tutta una serie di ragioni, che mi hanno esposto le proprie problematiche o motivazioni, però si ferma lì, cioè non ho un contatto diretto con un movimento, insomma. Ecco. Colgo l'occasione che siamo qua alla fine, Leandro, anche per rivolgere ovviamente un appello per chi può di continuare nella campagna di vaccinazione, che comunque può essere uno strumento utile, non tanto per evitare il contagio del virus, ma quanto per limitare quello che possono essere gli effetti negativi di questa malattia, e comunque continuare a tenere anche attive tutte quelle che sono quelle piccole profilassi della mascherina e l'igienizzazione delle mani che ci siamo dati in questi anni e che hanno dato un po' anche i suoi frutti anche per quanto riguarda le influenze stagionali o quant'altro, quindi cerchiamo di tenere un po' alta la guardia ancora, perché non siamo ancora alla fine purtroppo di questo percorso.